Presente al giuramento oggi dei nuovi assessori Lillo Pisano, un po' l'artefice di tutta la campagna elettorale, che ha visto Fratelli d'Italia ottenere un ottimo risultato e una notevole presenza in Consiglio Comunale. Un impegno attivo e fattivo che ha dato i suoi frutti. Sì, Fratelli d'Italia ha lavorato bene sul territorio prima delle amministrative. Ci siamo presentati con una lista che ha espresso 2 consiglieri comunali, con 24 candidati che hanno dato il loro sostegno alla lista ed è andata benissimo. Oggi siamo qua per contribuire con il nostro assessore che è Costantino Ciulla e Fratelli d'Italia vuole dare veramente un input positivo alla città, vuole dare programmazione, vuole dare quel senso anche di organizzazione che negli ultimi anni è mancata. Ecco, un input notevole dato anche dalla presenza forte di un leader, l'unico che è venuto ad Agrigento, che è stata il numero 1 del partito, la Meloni. Sì, Giorgia Meloni diciamo che è il numero 1 e il leader del centrodestra, l'ha dimostrato sia ad Agrigento, lo dimostra ogni giorno in televisione, in televisione, nei programmi televisivi, ma anche nei social, è presente. Fratelli d'Italia cresce ogni giorno e si presenterà agli elettori come primo partito del centrodestra. Agrigento è una città difficile, riuscirà il centrodestra a soccombere alle tante problematiche ataviche degli anni precedenti accumulate nel tempo? C'è la voglia e la volontà di costruire veramente tanto, c'è tutto il governo regionale che affiancherà il sindaco Miccichè. Noi siamo pronti, non ci risparmieremo di niente e saremo veramente presenti sul territorio e anche come dicevo con gli assessorati regionali per dare un contributo alla città.